Perché ha deciso di fare il giornalista, Giorgio Lago? Ma non lo so, è molto, molto per caso, potrei usare una battuta solo perché mi sono ritrovato in un certo momento a conoscere dei giornalisti, dei bravi giornalisti sportivi nazionali, e ho cominciato un'avventura partendo nel giorno del mio compleanno, un 1° settembre di tanti anni fa, e partendo per Milano così all'avventura. Ecco, non c'è stato un inseguimento, non c'è stata una ricerca, forse era dentro di me, vedendo in retrospettiva sento che avevo molta curiosità, sento che avevo molta voglia di raccontare, assieme agli amici avevo molta voglia di dire la mia. Ecco, forse la spinta, la molla che mi ha buttato verso il giornalismo era la voglia di partecipare e di dire la mia. Personalmente amo spiegarmi, tentare di spiegarmi. Quando non riesco a spiegarmi, quello che ho scritto è un fallimento. Non mi interessa la bella cosa, la cosa scritta bene, mi interessa essere capito dal più largo numero di lettori. Dico sempre che ho bisogno che mi capisca il contadino, che mi capisca il barbiere. Non scrivo mai pensando, non penso mai a un avvocato, non penso mai a un professore universitario, anzi me ne frego assolutamente di quella che è il mio plafond, piccolo plafond culturale, ma tendo sempre di renderlo popolare. Buongiorno e benvenuti, ben svegliati. Parliamo di giornalismo, parliamo di Nord-Est, parliamo di Giorgio Lago. Vi abbiamo proposto uno spezzone di una delle tante interviste. Giorgio Lago, grande giornalista, scrittore. Qui con me questa mattina ho Francesco Chiavacci Lago, buongiorno e benvenuto, figlio di Giorgio Lago. C'è una pubblicazione, Giorgio Lago, Il mio Veneto e altri scritti. Grande giornalista ma anche profondo conoscitore del Veneto, negli anni del mitico Nord-Est, e anche un giornalista che ha avuto una visione, no? In qualche modo ha saputo analizzare quello che stava succedendo. Abbiamo sentito in questa intervista l'importante è essere capito. È un po' questo il mantra di un giornalista? Beh, sicuramente. Insomma, lui ci teneva moltissimo. Non dimentichiamo che quando lui è diventato direttore del Gazzettino nel 1984, lui arrivava da 21 anni di inviato sportivo, e lui diceva sempre che questo per lui è stata una scuola fondamentale, proprio anche a livello di contatto con la massa, con le persone comuni, con il mercato, con lo stadio. Questo probabilmente già su una base, insomma, di grande sensibilità sua l'ha aiutato nel contatto con le persone, nel capire gli umori, per cui anche il fatto poi di intuire tra i primi questa rabbia, questo Nord-Est che stava cominciando a ribellarsi al centralismo e chiedeva autonomia, sicuramente che gli anni dello sport l'hanno aiutato. Questo libro, Il mio Veneto e altri scritti, hai raccolto, no? Tutto quello che è stato un po' scritto da tuo padre, secondo quale filo rosso? Qual è l'elemento caratterizzante? Proprio questa visione, questa capacità di cogliere i fermenti che poi hanno fatto quel miracolo del Nord-Est? Sì, sicuramente. Il 13 marzo sono 20 anni che lui è mancato, e lo ricorderemo con un importante convegno all'Aula Magna del Bo, all'Università di Padova, con molti ospiti. E per i 20 anni io e Francesco Iori abbiamo curato questo libro, che è il quarto, è la quarta raccolta di suoi scritti, però questo ha un taglio completamente diverso, nel senso che gli altri, in particolare quello uscito nel 2015, era pubblicato dalla Padova University Press, era molto più centrato sul riformismo costituzionale, sul federalismo, e quindi in questo invece abbiamo deciso di cambiare pagina, di pubblicare intanto per la prima volta una selezione di articoli sportivi, perché lui ha visto delle cose incredibili. Lui ha visto la mitica Italia-Germania 4-3 del 70 dal vivo, ha visto la vittoria del Mondiale 82 in Spagna,
era alle Olimpiadi di Monaco quando c'è stato l'attacco terroristico e lui era proprio lì. Per cui lui l'ha anche documentato, non sì, era lì, era lì come giornalista, che è un aspetto diverso, no? Sì, per cui del puro osservatore casuale, era proprio lì per indagare, raccontare ed essere capito da tutti. Sì, per cui lui diceva sempre, io ero giornalista sportivo, ma poi mi sono trovato a commentare cose che non c'entravano con il giornalismo sportivo. Ad esempio l'attacco, oppure ad esempio un'altra cosa importante è stato quando è stato mandato a fare la Coppa Davis del 76 nel Cile, che allora era sotto la dittatura di Pinochet, lui ha parlato della situazione politica, o nell'80 alle Olimpiadi di Mosca, l'URSS di Brezhnev ormai in disarmo quasi verso la crisi, lui ha fatto questa rubrica che si chiamava Pensieri in cirillico, in cui parlava della situazione sociale e politica, quindi lui era già abituato a scrivere di politica e non solo di sport. Abbiamo poi tantissimi pezzi sul Veneto. Oggi che cosa... Allora, abbiamo detto la sua intuizione è quella di capire che c'era un fermento, no? Di un popolo di veneti che aveva voglia di affermarsi, aveva voglia di essere laboratorio, se vogliamo, anche politico della nazione. Questi fermenti che poi hanno prodotto il cosiddetto miracolo economico del nord-est. Oggi che cosa direbbe di quello che invece stiamo vivendo, di questa battaglia per l'autonomia che è una battaglia molto faticosa? Sì, beh, se ne parliamo da più di 30 anni vuol dire che effettivamente è molto faticosa. Però è singolare perché l'altro giorno leggevo un'intervista del professor Mario Bertolissi, che fa parte del direttivo dell'Associazione Amici di Giorgio Lago, costituzionalista, che sta seguendo appunto la trattativa sull'autonomia. E lui giustamente sottolineava che il Veneto è l'unica regione che si sta battendo per l'autonomia. Per cui questo fa capire anche, e qui si capisce anche la matrice di questo, perché il Veneto, molto più della Lombardia o del Piemonte, lotta per l'autonomia, ma perché lui dice questo senso profondo dell'autonomia ci viene da 1000 anni di Repubblica Serenissima. Cioè, non è un caso. È un ritorno alle origini. È un ritorno, infatti il professor Bertolissi cita spessissimo gli articoli di mio padre, perché dice, se leggi cosa scriveva 30 anni fa sull'autonomia, lui aveva già scritto tutto. E siamo ancora qui. Ecco, secondo te avrebbe questa capacità di vedere, no, che cosa volevano i veneti, quali erano le istanze, avrebbe previsto una gestazione così lunga, così faticosa, così osteggiata? In qualche modo l'aveva intuita, aveva intuito che insomma andare contro il centralismo non sarebbe stato facile? Sì, sicuramente, perché l'altro giorno abbiamo recuperato un estratto di quando era stato ospite il Maurizio Costanzo Show nel 97, assieme a Cacciari, Covra e Feltri, me lo sono rivisto, e a un certo punto lui fa questi 2 minuti anche molto infervorato, incazzato, era l'epoca della bicamerale, in cui dice, ma come? Cioè la riforma federale, che è la base della rivoluzione di tutta la forma dello Stato, viene messa in coda dopo aver discusso per mesi e mesi di tutto il resto. Lui dice, vuol dire che non si è capito niente. Francesco Iori spesso cita questo suo articolo in cui lui finisce dicendo federalismo, la carta igienica del riformismo all'italiana. Cioè questo problema dello smuovere il centralismo, infatti lui dice quando si parla di Roma non è che si parla della città di Roma, nessuno ce l'ha con i romani, è proprio Roma nel senso dell'apparato statale centrale che non si smuove. Poi lui contestava anche comunque la gestione regionale spesso, però... Giorgio Lago parlava di federalismo, questa parola nel corso degli anni 90, primi anni 2000 è andata via via sparendo perché da una parte no, erano quegli anni in cui c'era la Lega che parlava di secessione, c'era la parte moderata che parlava di federalismo, quel federalismo che oggi è diventata l'autonomia, oppure che cosa è successo tra federalismo e indipendenza?
Beh, allora, Si arriva all'autonomia? lui aveva appoggiato i primi movimenti della Liga Veneta, della prima Lega. Poi quando Bossi aveva deciso di virare verso la secessione alla Padania, 1996. lui l'ha osteggiato in tutti i modi, tant'è vero che ci sono stati anche degli scontri, ricordo anche televisivi, insomma, abbastanza forti, vivaci tra Bossi e lui, perché lui a un certo punto, proprio per lui la secessione era l'esatto contrario di quello che lui credeva fosse giusto fare, cioè un federalismo, ma un federalismo solidale. In un ambito di unità. In un ambito assolutamente di unità, lui lo specificava sempre che il federalismo sarebbe stata un'opportunità molto importante anche per le regioni del sud, per responsabilizzarle, per controllare più da vicino anche i flussi di denaro. Per cui assolutamente la secessione e l'autonomia, se così vogliamo chiamarla, lui non ha quasi mai parlato di autonomia, lui ha sempre parlato di federalismo. E perché oggi, leggendo questa autonomia, come la valuterebbe? Ma probabilmente perché se si parla di federalismo tu dovresti parlarne in un contesto nazionale. Se invece c'è sostanzialmente solo una regione che preme, allora credo che anche dal punto di vista politico e comunicativo autonomia faccia più presa. Quindi può essere un grimaldello per arrivare al risultato Credo finale. Di sì. Il federalismo comunque è stata anche un po' la spinta che ha portato il Veneto in quegli anni ad acquisire un ruolo centrale a livello nazionale, no? Se non altro per fermenti politici, per laboratorio politico, quanto i risultati economici e quanto il fatto che il Veneto fosse locomotiva del paese ha permesso al Veneto, non dico di alzare la voce, ma di far capire che non era più l'area, no? Un po' dimenticata, quella regione descritta spesso nei film quasi in maniera macchiettistica. Sì, beh, la figura di mio padre sicuramente è stata importante in questo. Lo ricorda sempre anche il professor Diamanti, che sarà con noi il 13 marzo all'università, perché lui diceva, il professore, anche fisicamente risultava, cioè bucava lo schermo, come dire. Non era solo un veneto colto, che scriveva bene, era anche fisicamente, si presentava bene. Era comunicativo, era immediato. Molto comunicativo e soprattutto era molto trasversale, perché lui poteva parlare con gli intellettuali e poi era una persona che io insomma giravo con lui, era impossibile camminare perché veniva fermato da tutti, perché dava molta confidenza a chiunque. Per cui sicuramente lui è stato importante. Certo che i risultati economici di quel Veneto davano grande potere al Veneto, ma come adesso, insomma. Quindi c'è ancora questo ma potere? Sicuramente, ma insomma siamo un po' quello che noi diciamo noi, grandi intuizioni da parte di mio padre nella visione del futuro, però anche grande lentezza nei processi riformisti italiani, per cui siamo sempre lì. Tu prendi gli articoli del 96 possono essere assolutamente... e siamo sempre fermi lì, per cui lui sicuramente ha avuto le grandi intenzioni, però le riforme non si fanno. Per cui oppure in maniera molto farraginosa. Molto blanda, per cui il Veneto gigante è una tela di Penelope la riforma in Italia. E parliamo anche di Giorgio Lago, giornalista, e prima abbiamo sentito un estratto molto potente, essere capito. Sì. Questo è l'importante, non si deve scrivere per fare un esercizio di autocompiacimento, ma bisogna spiegare le cose, spiegarle, insomma, cercare di comunicarle nella maniera più semplice possibile. Sì. Però per spiegarle in maniera semplice bisogna anche capirle bene. Che idea avrebbe oggi dei giornalisti di oggi? C'è davvero una crisi di questa professione? È una crisi dettata dagli strumenti che stanno cambiando? È una crisi anche del modo di porsi di fronte a questo lavoro? Ci siamo impigriti tutti noi della categoria? Ma io non sono un giornalista, sono un lettore, uno spettatore. Un osservatore. Un osservatore. Io posso dire che lui aveva due grandi visioni, due grandi pilastri, per cui sicuramente quello di farsi capire da tutti, per cui una scrittura tendenzialmente semplice, veloce.
Ma poi l'altro grande pilastro, e qui è contenuto anche il suo ultimo articolo come direttore del Gazzettino, e l'articolo si intitolava Giornalisti liberi con onore. Per cui l'altro grande pilastro era proprio quello dell'indipendenza e della libertà nei giudizi. Lui diceva sempre che Luigino Rossi e tutta la proprietà del Gazzettino gli hanno consentito per 12 anni di essere molto libero nei giudizi. E questo si è perso, cioè è un vizio un po' italiano che c'era da tempo. Però si diceva, a volte accendi la TV e vedi un dibattito e non capisci bene se uno è un parlamentare o se è un giornalista. Questo non va bene, cioè i giornalisti non dovrebbero essere dei tifosi di una parte o dell'altra, dovrebbero tentare di dare i mezzi agli spettatori e ai lettori per capire di più come stanno le cose, non schierarsi. Ma questa libertà, perché comunque ci sono sempre stati, no, gli organi di stampa, gli organi di partito, però erano ben classificati, no? Se tu lavoravi, Sì. a parte che insomma, sia i canali televisivi, parliamo della RAI, piuttosto si sapeva che Rai 1 aveva una certa tipologia, Certo. eccetera, ma forse era più chiaro una volta, perché ho come la sensazione che oggi in realtà si sia comunque più liberi, però in questo eccesso di libertà poi alla fine scatta la tifoseria, che è una tifoseria che proprio va contro poi quella che è la nostra professione, cioè è un po', per quello prima ti parlavo di pigrizia, sarà Sì. perché magari abbiamo il digitale che ci permette di raggiungere tutte le informazioni in maniera facile, quindi ci dimentichiamo, adesso sto parlando ovviamente Sì, per certo. iperbole, di andare con le scarpe a verificare una notizia e a vedere la notizia in tutti i suoi aspetti girandoci intorno? Beh, questo sicuramente me lo dicono i giornalisti con cui collaboriamo, soprattutto per il premio Giorgio Lago Juniores, mi dicono, sai, una volta si usciva dalla redazione, si stava quasi sempre fuori dalla redazione, poi si tornava dentro. Adesso tu stai in redazione, ti arrivano le notizie via web, ma tu sei chiuso dentro una campana di vetro e, come dice spesso mio amico Edoardo Pittalis, dentro la campana tu non senti i rumori, non senti gli odori, cambia la percezione, sicuramente ti impigrisce. E poi c'è il grande problema dell'iperesposizione alle notizie, per cui tra fake news e La 1000 fretta, notizie la fretta. e la fretta, fai fatica a leggere i titoli, fai fatica ad approfondire e vedo che purtroppo anche i giornali nelle edizioni web, anche i telegiornali tendono un po' a rincorrere anche proponendo i video, magari anche i video più stupidi, magari sono solo delle curiosità o le tragedie, le piccole cose, tanto per far vedere qualche video, perché i video fanno presa sulla gente, c'è poco da fare. Beh, forse perché sono anche cambiati gli strumenti, no? Sono cambiati, certo. Tu prima hai fatto riferimento al premio Giorgio Lago Juniores, no? Sì. Che è un premio a cui tieni particolarmente proprio perché diciamo, primi rudimenti di formazione giornalistica. Sì. Ecco, qual è il perché di questo premio, a chi è rivolto e è anche uno stimolo a fare questa professione, anche se Beh, sicuramente. spesso si dice non fai tutto ma non fare il giornalista. Sì. Beh, invece c'è ancora, ha molto più appeal di quello che si crede il giornalismo. Questo premio è arrivato alla 9ª edizione, è dedicato ai ragazzi delle quinte di tutti gli istituti superiori del Veneto e del Friuli, e sostanzialmente si tratta di un concorso giornalistico, cioè noi diamo come associazione un tema con tutte le indicazioni di come sviluppare questo elaborato, che deve essere un vero e proprio elaborato giornalistico, e i ragazzi hanno tempo dal 1° ottobre al 28 febbraio per compilare l'elaborato e spedircelo. Dopodiché una giuria dove all'interno ci sono tutti i direttori delle più importanti testate del nord-est, giudicano i migliori elaborati che vincono delle borse di studio e vincono soprattutto anche la possibilità di avvicinarsi all'università, perché poi si iscrivono, e alle redazioni.
Per cui già 7-8 dei vincitori o dei partecipanti stanno cominciando a collaborare con i giornali, con le TV. Infatti il sottotitolo è Nuovi talenti del giornalismo e siamo molto contenti di questo. Attraverso questo concorso, quindi i nuovi talenti del giornalismo, in questi 9 anni, che cosa è emerso? Che cosa ti ha colpito anche alla luce dell'insegnamento oppure di quello che ha lasciato tuo padre? Beh, allora, intanto grande curiosità da parte dei ragazzi. Sinceramente, sentendo cosa si dice dei diciottenni di oggi, noi a volte facciamo lezioni, anche domani per dire, sono con 100 ragazzi, oppure quando lo facciamo nei teatri magari ce ne sono 200, mi aspettavo che ci fosse una confusione, disattenzione, eccetera. Invece secondo me sono molto più attenti di quanto ero io al liceo. Secondo me eravamo più maleducati noi e più indisciplinati noi di quanto lo sono. E poi gli elaborati che ci arrivano sono di buon livello e quelli dei vincitori sono veramente di alto livello. Infatti ci sono, soprattutto ragazze devo dire, le ragazze sono più brave dei ragazzi. Negli ultimi 12 vincitori, 9-10 sono tutte ragazze e di queste già 5 collaborano stabilmente con i giornali. Sono brave e poi fa piacere perché noi gli sottoponiamo gli articoli di mio padre, loro li leggono in modo molto interessato e così centinaia se non migliaia di ragazzi leggono i suoi articoli, che tra l'altro sono tutti, oltre che in questo libro, sono pubblicati nel sito dell'associazione e quindi si avvicinano un po' a una scuola di giornalismo sostanzialmente. Vogliamo ricordare il sito dell'associazione www? Sì, www.associazioneamicidigiorgiolago.it. Nella sezione archivio abbiamo fatto un lavoro durato 20 anni e abbiamo catalogato tutti i suoi articoli, che sono più di 12.000, tra sportivi e non. A 20 anni dalla sua scomparsa, il miracolo del Nord-Est, secondo Giorgio Lago, si è esaurito o si è solo trasformato? Ma lui lo scriveva già 30 anni fa, 20 anni fa, che il Nord-Est non avrebbe più potuto essere quello dei padri e dei nonni. Quelli, a un certo punto lui scrive, il Nord-Est non sarà più quello dei nonni che magari avevano la prima media e passavano 18 ore al giorno nel capannone. Lui diceva, il petrolio del sapere sarà il futuro, il Nord-Est deve riflettere su questo dato. Chi avrà in mano la leva del sapere avrà il futuro, per cui i figli sicuramente avranno studiato più dei padri e dei nonni, il Nord-Est si sta trasformando, però voglio dire, le eccellenze nel Nord-Est ce ne sono tantissime, siamo in una fase di rivoluzione. Libertà e conoscenza sono i due capisaldi. Libertà e conoscenza, sì, sicuramente. E per quanto concerne il modo di comunicare la conoscenza senza essere faziosi, senza essere tifosi? Bisogna cercare, ma noi italiani siamo specializzati a essere tifosi un po' in tutto, perché lo si vede nel giornalismo, lo si vede anche nella politica, insomma. Quello che fa la parte, l'avversario, che ormai è quasi un nemico da combattere, ma poi quando si spengono le telecamere magari ci si mette tutti d'accordo, cioè quello che fa l'altro non va mai bene. E se Giorgio Lago dovesse definire la politica di oggi, come la definirebbe? Ma, beh, lui già andava giù pesante. Mi ricordo già all'epoca di Mani Pulite è andato giù molto pesante sulla questione etica. Non voglio immaginare cosa avrebbe scritto durante lo scandalo del Mose, che lui ha visto crescere. La politica di adesso la vedo molto confusa e comunque i protagonisti della Prima Repubblica con pregi e difetti, però sicuramente avevano un livello... Erano protagonisti realmente? Sì. Lui litigava magari con persone come De Michelis, che comunque lui stimava moltissimo, magari litigava sulla questione morale o meno, però i protagonisti della Prima Repubblica erano protagonisti
importanti. Ce ne sono anche adesso. Lui comunque era sempre un grande ottimista. A lui non piaceva il disfattismo, ecco, il miracolo del Nord-Est, come se adesso il Nord-Est fosse il fallimento. Mi ricordo uno degli articoli del 2004, uno degli ultimi in cui parlava degli impazienti becchini del Nord-Est. Sì, beh, l'invidia. Dicendo che invece il Nord-Est aveva grandi risorse. Ricordo anche il nostro amico e fondatore dell'associazione Beppi Covre, che da imprenditore preoccupatissimo dell'arrivo delle materie e dei cinesi, Pericolo giallo. che parlava con mio papà e gli diceva: guarda che riusciremo a trovare il modo al Nord-Est anche per godere e fare affari e trovare la soluzione anche con il Made in China. Un pensiero di Francesco Chiavacilago su Giorgio Lago invece, a concludere questa nostra conversazione? Beh, sono passati 20 anni e non dico che sembra ieri, perché tante cose sono cambiate, però devo dire che lui è sempre molto vivo, viene citato in continuazione e vive attraverso i suoi articoli, le sue intuizioni, e c'è ancora un grandissimo affetto nei suoi confronti. E molti giornalisti mi dicono: guarda, viviamo in un paese in cui anche dei mostri sacri come Enzo Biagi e Montanelli vengono poco citati, per cui il fatto che dopo 20 anni sia ancora così vivo il ricordo di tuo padre, anche grazie al premio, ai libri, all'attività dell'associazione, è un grande risultato. Insomma. Beh, indubbiamente a Nord-Est Giorgio Lago ha una sua caratterizzazione, penso davvero, davvero trasversale. Io ti ringrazio, Francesco, per Grazie. Giorgio Lago, il mio Veneto e altri iscritti, e anche per il premio dei giornalisti in erba, i talenti che sulla base di libertà e conoscenza speriamo che facciano questo lavoro che per quanto mi riguarda è il lavoro più bello del mondo. Sarò di parte, ma io ringrazio anche voi telespettatori per averci seguito anche questa mattina. Grazie, ci rivediamo domani, altri ospiti e altri argomenti. Arrivederci. Grazie. Grazie a voi.